Ben ritrovate cattoliche dintorni, una ricerca che dà la parola ai giovani per conoscere i loro orientamenti sul tema della legalità. Libertà, democrazia e giustizia sono solo alcuni aspetti indagati nella ricercazione realizzata dal Centro Studi per la Legalità, in collaborazione con le scuole superiori della città. Ascoltiamo insieme la professoressa Maddalena Colombo, coordinatrice dell'iniziativa. Professoressa Colombo, cosa emerge dai dati di questa ricerca? Allora, i giovani bresciani hanno risposto con molta precisione alle nostre domande, mostrando anche di conoscere molto bene da dove vengono le regole, quali sono le regole più importanti, quale si dice di seguire e quale si dice di fatto non si segue. Quindi hanno abbastanza chiaro che alcune regole sono dettate ma non sono poi normalmente, diffusamente, seguite. Per quanto riguarda se stessi c'è un'area effettivamente di comportamenti che essi stessi dichiarano di comportamenti illegali che dichiarano di non seguire, come possiamo fare qualche esempio, come l'uso di sostanze, come utilizzare frasi razziste, quindi comportarsi anche in modo indecoroso nei confronti degli altri, come scrivere sui muri. Queste sono le regole, le trasgressioni più frequenti. Non abbiamo trovato dati allarmanti, naturalmente parlando della maggioranza dei ragazzi, ma abbiamo sempre un'area che corrisponde a circa il 20-25% dei ragazzi che mostra o di riconoscere meno l'importanza delle regole o comunque si sente meno responsabile. Quali sono i valori principali nei giovani? Allora, i valori più importanti sono la salute per l'83%, la famiglia per l'82%, la libertà e anche il rispetto. Un rispetto che è un valore che dovrebbe essere completamente interpretato, se è rispetto verso se stessi e rispetto verso gli altri. La giustizia, che era il valore che noi volevamo verificare, compare al 6° posto in una lista comunque di 25, quindi ci siamo confortati dal fatto che la loro scala delle priorità comunque comprende anche valori molto importanti per la cittadinanza e per le virtù civiche. Che ruolo ha la scuola nel tramandare questi valori? Allora, la nostra ricerca ha verificato che le fonti più importanti per tramandare le regole sono la famiglia e la propria coscienza. La scuola compare in posizione molto retrospettiva. Naturalmente è comunque importante, ma si limita la sua importanza a quelle regole che vengono di fatto usate a scuola, come il non copiare, il rispettare l'autorità, il rispettare la parola data, quindi il non contraddirsi, cioè regole che si mettono in pratica a scuola. Più difficile invece è stabilire il rapporto tra le regole pubbliche e la vita scolastica. Il Centro Studi per l'Educazione alla Legalità ha invitato in cattolica Rosanna, la figlia del giudice Scoppelliti, ammazzato nel 91 dalla mafia, per parlare di giustizia e riconciliazione. Ascoltiamoli in questa intervista. Rosanna, a 20 anni dalla morte di Antonino Scoppelliti, qual è l'insegnamento che lascia non tanto come magistrato ma come uomo, tuo padre? Sicuramente mi ha insegnato col suo sacrificio a saper scegliere la strada più giusta rispetto a quella magari forse troppo comoda, quindi questo è il suo insegnamento maggiore. Nonostante tutto mi ha insegnato una grande fiducia nelle istituzioni e anche nella magistratura, e mi ha regalato sicuramente un grande orgoglio nell'essere sua figlia. Che cosa ricordi di quel terribile 9 agosto 1991?
Io ho preso la notizia da televisione, quindi ricordo che stavamo apparecchiando per la cena quando praticamente abbiamo sentito che papà era stato coinvolto prima in un incidente, poi abbiamo capito che era stato ucciso. E ovviamente ricordo i momenti di panico, la tristezza, lo sconforto di mia madre, insomma la disperazione proprio. E poi per la prima volta, nonostante avessi solo 7 anni, ho iniziato a dubitare che le favole avessero tutto un lieto fine. Purtroppo a 20 anni, da quel maledetto 9 agosto del 91, ancora non si è accertato bene, insomma. C'è una vicenda processuale complessa che però si è conclusa con diverse assoluzioni. Quindi ancora a 20 anni io, la mia famiglia, ma anche per fortuna Aldo e i ragazzi di Ammazzateci Tutti, chiediamo verità e giustizia su questa storia. Ecco, che cos'è Ammazzateci Tutti? Inizialmente era soltanto uno striscione, la forma estesa era "e adesso ammazzateci tutti", poi è diventato qualcos'altro, si è organizzato, dalla strada è passato alle scuole e tanti ragazzi hanno formato diciamo, oggi è forse l'associazione giovanile antimafia più grande d'Italia. Siamo in diversi fronti impegnati, su tutti diciamo, più l'informazione e la formazione in materia di legalità. È uscito un libro intitolato Primo Sangue, di che cosa si tratta? Beh, innanzitutto un atto di memoria, forse tardivo perché sono passati 20 anni da quel delitto. È una ricostruzione storica di un periodo in particolare che è quello diciamo, a cavallo tra gli anni 80 e 90 e attraverso la ricostruzione della storia del personaggio, diciamo, del protagonista di questo lavoro che purtroppo è il giudice Antonino Scopelliti, e sappiamo che anzi il libro volutamente inizia dalla fine di questa storia, quindi dal giorno della sua uccisione. Poi a ritroso ho cercato di capire insomma, chi era, da dove veniva, che aria aveva respirato, il clima che si era generato in Calabria in quegli anni, il tutto poi intervallato ogni capitolo con il ricordo personale di Rosanna, quindi un punto di vista più intimo. Che cos'è l'episodio della valigia rossa? La valigia rossa era il mio mezzo di trasporto personale quando ero piccola, perché appunto, come diceva Aldo prima, io ero una figlia segreta, mia madre era una moglie segreta e quindi per incontrarci con papà spesso mi inficcavano in questa valigia rossa nel tragitto che mi separava magari dalla macchina. Ovviamente per me quello era un gioco e quindi diciamo, non è stata una cosa che mi ha traumatizzata più di tanto, però effettivamente raccontarlo col senno di poi mi rendo conto che può sembrare una cosa particolare. La cosa bellissima era che ogni volta che entravo in quella valigia, diciamo che ero certa che ad aprirmi sarebbe stato il mio papà e quindi per me era il più bello dei giochi alla fine. E ora la rubrica Libri in pillole che quest'oggi è dedicata al Giappone. Silvia infatti da poco tornata è andata per noi nelle librerie per vedere quali libri italiani sono stati tradotti in giapponese. È il primo eccezionale romanzo di cui vi parlo, pubblicato nel 1972 e che si trova anche sugli scaffali giapponesi, più precisamente nelle librerie di Tokyo, e questo pubblicato nel 72, scritto fra il 64 e il 70 dal titolo Le città invisibili. E il protagonista è Marco Polo, l'instancabile viaggiatore che descriverà a Kublai Khan, imperatore dei Tartari, tutte le città che visiterà in Estremo Oriente, esattamente 55, ognuna con un nome di donna. È molto importante sottolineare che in realtà tutto si svolge solo nella mente del protagonista, non c'è traccia di realtà, perché Marco Polo scorge dei particolari talmente dettagliati e minuziosi che sono invisibili a tutte le altre persone. È molto importante sottolineare che il protagonista non solo descriverà le mete dei suoi viaggi, ma si soffermerà anche sulle relazioni che legano tra di loro gli abitanti e anche gli stranieri. Questo è un elogio alle città invisibili di Italo Calvino. Come in Cina, anche in Giappone Dino Buzzati ha un posto sugli scaffali orientali. Il titolo di questo libro, pubblicato nel 1960, è Il grande ritratto, che descrive la realizzazione di una macchina pensante da parte di un gruppo di studiosi dalle menti eccellenti. La costruzione avviene segretamente tra le montagne.
da un gruppo di ricercatori che non potranno allontanarsi dai laboratori per circa 2 anni. L'obiettivo è quello di costruire un supercomputer non solo in grado di realizzare complessi calcoli, ma anche di riprodurre la coscienza umana. I problemi inizieranno a sorgere quando Endriade, il capo delle ricerche, svelerà di aver programmato la macchina sul ricordo di Laura, sua moglie morta in un incidente d'auto insieme all'amante. Endriade si renderà presto conto che però in realtà una macchina non potrà mai assomigliare ad un essere umano. Questo è il grande ritratto di Dino Buzzati. Romanzo psicologico ambientato nella Roma degli anni 50, piena di ipocrisia e opportunismo, è questo romanzo intitolato Il disprezzo di Alberto Moravia. Il protagonista è un critico cinematografico, Ricaldo Molteni, che vive insieme ad Emilia, sua moglie, in una palazzina della capitale. Moravia descrive la loro relazione, dapprima serena e pacifica, si tramuta poi in disprezzo, come ci suggerisce il titolo, poiché di fronte alla grave situazione economica in cui versa la coppia e al difficile momento lavorativo di Riccardo, Emilia si dimostra totalmente indifferente, un'indifferenza che diventerà poi disprezzo. Temi come l'incomunicabilità in una coppia, anche al di fuori della coppia, i mali della società contemporanea e l'alienazione rendono questo romanzo, pubblicato nel 1954, ancora strettamente attuale. Questo è Alberto Moravia con Il disprezzo. Anche per questa puntata noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre, il venerdì alle 20:45 su Teletutto. Complimenti al nostro regista Enrico, che si è brillantemente laureato la scorsa settimana. Grazie a tutti, alla prossima.